Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, eccoci ancora qui per questa serata sprint, un po' come dicevo paradigma, paradosso, insomma stasera anche Domani approfondirai domani questa storia. approfondiremo anche la storia radionica di un settore che non viene quasi mai parlato, ma che raccontavo prima alla nostra Hilde, che anni fa come si suol dire, come si chiamano? La storia che ti ho raccontato prima, anni fa. Domani ci pensi, No, domani ne parli. buttavo il sasso per la gente che ci segue. Le No, bidelle, ecco, racconto una storia che mi è successa anni fa. va bene, domani, Domani. stasera è la sera per le dirette, dunque domande gratuite, Sibille e Pendolino, anzi Pendolino e Sibille. Io allora adesso vado a linkare nei vari gruppi Face che ci danno la possibilità, i migliori gruppi di Laura Ciuffini, Paola Chirilli e tanti altri, di poter linkare questo bellissimo special live gratuito. Voi state qui, non muovetevi, io arrivo, Intanto salutiamoci. Va bene, allora, bene, noi ci ritroviamo, ormai siamo, come dire, di casa, sempre insieme, sarete stanchi anche di averci sempre fra i piedi, no vabbè sto scherzando. Allora, ormai abbiamo cominciato appunto al mattino con le dirette, ovviamente nelle dirette del mattino parliamo di altri argomenti sempre legati all'esoterismo, alla radionica, alla radiestesia, all'astrologia antica, però non c'è spazio appunto per le domande private che invece sono ancora riservate nei consulti gratuiti che facciamo appunto la sera, queste dirette del lunedì, del mercoledì, del venerdì e del sabato pomeriggio. In futuro comunque non escludiamo che il Marietto di mattina metta a disposizione qualche spazio con le sue sibille. Allora, ci tengo a dire che gli amici di Facebook, perché la loro domanda venga letta nell'elenco appunto dei commenti in diretta, devono autorizzare StreamYard a leggere il loro profilo. Ovviamente serve soltanto appunto per pubblicare le loro domande. In alternativa potreste, per risolvere questo inconveniente, iscrivervi direttamente ai canali YouTube di Hildegarda e del Marietto Veneziano, così che come gli altri anche la vostra domanda venga presa in esame. Ricordo che rispondiamo in ordine di arrivo e rispondiamo ai nuovi. Le persone che in passato hanno già usufruito di questo spazio gentilmente sono invitate a lasciare spazio anche ai nuovi. Alle new entry perché Dunque se vediamo già qualche scritto, nome esatto. a cui abbiamo risposto, non ve la prendete, vi saltiamo. Poi l'importante è mettere la data di nascita. Esatto, questo è un altro punto importante. La domanda, perché sia formulata correttamente, deve essere esposta in un modo chiaro, dunque nessuna ambiguità su due opzioni di scelta, ma scegliete già voi cosa chiedere, che sia una domanda chiara, precisa e che nella domanda siano indicati anche il nome e la data di nascita, il vostro ed eventualmente quello della persona su cui ci chiedete di controllare. Sì, anche perché bisogna un po' capire, ad esempio l'altro giorno c'era una persona che ha chiesto come va a livello familiare un'altra persona, prima di tutto, o bisogna capire familiare in che senso, a livello lavorativo, a livello sentimentale? Beh, familiare magari, vabbè, chiedete sempre se l'andamento in termini di serenità, cioè cercate di essere più specifici possibile. Ricordatevi che noi non conosciamo quasi nulla esatto. delle vostre situazioni, dunque perché abbiate una risposta attendibile, il più attendibile possibile, ci vuole anche un aiuto da parte vostra. Esatto. Poi un'altra cosa che vi invito a fare, se avete per esempio dubbi legati a video che sono pubblicati sul canale YouTube, scrivete il commento. Nei video evitiamo di scrivere o contattare in privato. Un'altra cosa, smettetela di scrivere al Marietto
che non contagia nessuno, cioè bisogna essere proprio resettati per non capire che non si vuole mostrare, che è questo. Io non mi voglio mostrare, non mi voglio mostrare, no, perché, non si mostra, perché dunque sono famoso e non voglio che poi se volesse farsi vedere mi avete si visto mostrerebbe. in tantissimi posti, solo che io non posso perché sennò chiaramente non indossa la mascherina per il Covid, che rispettiamo comunque la posizione e credo di ciascuno riguardo questa cosa, è una scelta politica. Esatto, e lui ha scelto così. Dunque io ho già cominciato a espellere tutte le persone che fanno commenti che sono stupidi, perché noi del Covid interessa relativamente nella misura in cui interessa a voi, perché a noi francamente interessa poco. Nel senso, seguiamo le regole perché ci sono, ma è chiaro che in casa non porta la mascherina perché infetta qualcheduno. È un paradosso, ma la porta. Va bene. Dunque, evitiamo questi commenti che tanto vengono rimossi. E comunque sono segno di mancanza di rispetto, di poca conoscenza delle persone con cui vi state interrelazionando. Gente che non si segue, magari capita per caso, perché questo video... E infatti ho deciso di dirlo, sappiate che non è per il Covid. Alla fine, dopo 2 o 3 giorni fra il Face e il tubo lo vedono 3, 4, 500 persone. È chiaro che ci passa sempre 300 persone che non ci ha mai visto, no? E magari ci seguirà in futuro, magari le prime volte e vede uno con la mascherina e non so, magari non li ho mai visti in giro, quindi si domanda perché. Andiamo avanti. Allora, cominciamo c'è tantissimo fuoco e carne al fuoco e cominciamo a salutare intanto, che qua abbiamo dilungato il preambolo. Sì, la mascherina. Allora, salutiamo Maurizio Antonio, Carmela, buonasera Katia, Maria, buonasera Cinzia, Giuseppe, buonasera anche a te Carla, Roberta, Francesca, Sfidi, che sarebbe Anna Laura, Perla, buonasera. Carmela, Anna, vabbè, Katia, eccetera, Carla, forse l'avevamo già salutate, Mercedes, buonasera, Concetta, Tina, Eli, Italia, ciao Italia. Buonasera Italia, buonasera Carla. Francesca, che avevo salutato ma ha messo la domanda, Lia. Gabriella, Roberta, Cinzia, Scudo, questi l'avevano già scritto. Mercedes? Sì, l'abbiamo già salutata. Daniela. Laura. Quanti amici? Sì, Stefi. Gabriella. Nunzia. Alessandro. Ma quanti? Okay, benissimo. Bene, dai, iniziamo subito con le domande, che ho le mani che mi prudono. Mi raccomando, se ci state guardando da Facebook, sappiate che a meno che non autorizzate StreamYard a leggere il vostro profilo, noi non vediamo i vostri commenti. Dunque, iscrivetevi ai nostri canali venite YouTube. A seguirci sul canale YouTube. L'indirizzo del canale YouTube è questo. Aspettate un po' che ve lo metto, vi metto sia quello del Marietto, cercate su YouTube Hilde Garda staccato e Marietto Veneziano. Cercate prima Marietto Veneziano che meno iscritti. Cercate Marietto Veneziano. Lei 2700 io vengo dopo. Io sono 1360. Stai per caso elemosinando iscrizioni? No. Cosa me lo fa pensare? Andiamo avanti subito con le domande, che c'è il pendolino che sta ballando. Prima domanda, abbiamo Giuseppe. Giuseppe, bene. Buonasera. Giuseppe, 28 marzo 84, vorrei sapere come si svilupperà il rapporto di lavoro tra me e Sara, 17 giugno 94. Il rapporto di lavoro. Sara è una donna in questo caso qua, perché è minuscolo. Sì, credo che sia il suo nome di battesimo e che sia una donna. Allora, sì, Giuseppe bene, no, male. Ok, il Marietto ti può rispondere così. Giuseppe, lì è un po' impegnativa la cosa, ma vediamo. Sarà un pochettino in saritella, però vediamo un po' le sibille cosa ci dicono. Allora chiediamo alle sibille. Che sono delle spie queste sibille qua. Chiediamo, comunque è caduta la carta della fortuna, volevo dire che è una bella carta. Chiediamo comunque alle sibille come si svilupperà il rapporto di lavoro fra Sara e Giuseppe. Grazie Sibille.
Allora, Costanza, donna maritata, dunque, comunque sono due carte piuttosto positive, ma una è più conservativa, dunque poi bisogna vedere in che modalità sembra svilupparsi. Allora, Giuseppe, mi raccomando, non andare oltre il rapporto lavorativo, che non c'è trippa per gatti, come si suol dire. È chiaro che tu ti sei presentato comunque molto bene all'inizio, abbiamo qui la carta di apertura che è il Gran Signore, conversazione, dunque hai cercato di fare del tuo meglio per anche creare un buon ambiente lavorativo, comunque cioè hai cercato di consigliarla, però vedi che già siete distanti, non siete sullo stesso piano, seppur dovete collaborare. Vedi che c'è dispiacere, morte, casa e amante, dunque ritengo che la situazione andrà cambiando e non penso sia il caso di andare oltre il rapporto strettamente lavorativo, perché vedi che non porta frutto, anzi c'è una certa freddezza e falsità. Probabilmente questa persona comunque ha un atteggiamento introverso, chiuso, distaccato e comunque coglierà delle opportunità o avrà degli atteggiamenti di circostanza. Poi che altro dire? Che vedi, ammalato, nemica, superbia, dunque comunque si direbbe proprio che potrebbe subentrare una forma di competizione o comunque non mi sembrano carte del tutto favorevoli. Vedi anche qui, tu sei sicuramente molto disponibile verso di lei, anche contento di questa collaborazione, però non vedo crearsi un clima. Non c'è entusiasmo. Non vedo crearsi un clima. Non c'è quella scintilla magica. Stavo dicendo, non vedo crearsi un clima di vera collaborazione prima che lui continuasse a subentrare con i suoi commenti. Tanto per dare un po' di... Vabbè, se non ci mette un pizzico del sale lui... Giuseppe, molla, lascia stare che c'è pendolino. Vabbè. Adesso la mettiamo su ridere. Sì. Però, sai, stai un po' più sulle tue, questo magari... Allora, Carmela chiede se chiuderemo la mia pizzeria Carmela, 30 marzo 64. Guardiamo per Carmela. Senti, ma io non lo so cos'è che continua a cincischiare questo telefono, che cos'ha? Allora, alla domanda di Carmela Fravella, se devono chiudere la pizzeria, la risposta è no. Cioè, se è una tua scelta, Carmela, è meglio che non la chiudi, perché in ogni caso quella pizzeria lì servirà a qualcosa, anche magari se gli affari attualmente magari potrebbero sembrare che vanno... che stentino magari, non lo so, vediamo. Adesso vediamo cosa dicono le sibille. Sì, perché ci sono alcune cose che sembrano delle perdite, ma in realtà la distanza poi... Vediamo, ovviamente incrociamo le dita per Carmela. Sì, certo, è la sua pizzeria. Certo, l'attività deve sempre... Allora, Sibille, per favore diteci come andrà con la pizzeria di Carmela nel prossimo periodo. Vediamo un po'. Grazie. Un pochettino... Sicuramente devi fare attenzione, perché magari nei prossimi periodi non ci sarà un grande sviluppo, anzi possibilmente il rischio di qualche piccola perdita, però
Però guarda, oddio, non è male. Dunque, allora Carmela, recentemente, nel passato però, io vedo che effettivamente ti ha dato molte occasioni questa pizzeria, perché vedi che apre con omaggi preziosi e anche la possibilità evidentemente vedi, di mantenere la tua famiglia perché c'è la donna maritata o comunque di occuparti, cioè ti ha dato una solidità, ok? Qualcosa che comunque ti ha sostenuto. Vedo anche la presenza di un'amica, non so se era qualcuno, una persona che collaborava con te oppure eventualmente una partner lavorativa, una socia, con cui però, oppure sta proprio dicendo che l'armonia che ti proveniva da questa attività, cioè dunque può essere una doppia lettura, o la presenza di una un sostegno, di una socia o proprio di una collaboratrice, qualcuno stretto e vicino a te, oppure comunque evidenziare un periodo di armonia del passato che va a deteriorarsi. Dunque deve essere iniziato o un problema con questa socia oppure è cambiato qualcosa portando qualche sforzo in più, qualche lotta in più, probabilmente per anche cose impreviste o qualche ostacolo, qualche spesa in più che possa essere emersa e che ti ha costretto a delle strategie di contenimento. Guarda che io al presente vedo Gran Signore e Imeneo, lettere e viaggio che secondo me io non penso che la chiuderai, ma è più probabile che trovi un socio o qualcuno che la sostiene, che ti sosterrà anche a livello economico, perché vedo un cambiamento, vedo che la cosa viene mantenuta, sebbene con qualche perplessità, forse legate o a una figlia che tu puoi avere, oppure proprio un periodo di incertezza riguardante il futuro che chiede comunque fermezza, solidità, le idee chiare e anche serietà o magari appunto qualche suggerimento da parte di qualche persona che può già aver superato contesti simili nel passato, però a me sembra un'apertura positiva, sebbene magari non subito poi si arriva a un dunque, nel senso che vedo qualcuno che si propone, che si lancia e che ti può sostenere effettivamente già nel presente, dunque già intorno a te la possibilità di cambiare le cose, però magari o devi consultarti con questa ragazza che potrebbe essere una figlia, oppure in qualche modo comunque c'è un blocco in questo senso, o non hai il sostegno e il supporto, oppure sei talmente preoccupata di come possono andare le cose che ti bloccherai. Però vedi, mercante, gran consolazione e amore, a me sembra invece un esito, anzi l'esito è qua, ma sembra un proseguio nettamente più favorevole, con una buona occasione di fare dei buoni affari, vedi che c'è, come dire, direi proprio uno sblocco. Vediamo l'esito. Continua, vedi, mi compare comunque la nemica e la matrice, dunque comunque è una persona con cui hai avuto a che fare nel passato, che adesso non ti sostiene più e ha generato un clima di confusione, oppure sono subentrati dei pettegolezzi, delle difficoltà, degli ostacoli che ti creano appunto difficoltà. Vedi, sia la nemica sia i deliranti parla di chiacchiere che si consumano alle tue spalle, però vedi che allegrezza il cuore porta delle opportunità per te, non mi sembrano carte di chiusura, non penso proprio che tu andrai a chiudere, quantomeno non nel prossimo periodo, che magari tu sia un po' bloccata per un breve lasso di tempo. Ricordiamoci sempre che c'è il Gran al presente già. Va bene, Carmela, andiamo avanti con la prossima. E abbiamo Anna che non ha messo la data. Andiamo avanti. Katia,
Però a Katia abbiamo risposto no, rispondiamole, però sappi Katia che la prossima volta, e questo vale per tutti quelli che hanno già posto la domanda stasera, la prossima volta non rispondiamo a voi, Sì, diamo spazio per ad questa altri. volta chiudiamo tutti e due gli occhi. 4, 6, io ne ho 4. Allora, Katia, 28 febbraio 75, entreranno i soldi che mi aspettano in questa settimana, sono in ritardo. Vediamo. Allora, vediamo un po' i soldi che aspettano qua. Sono un po' in ritardo, sì. Sembra non basta questa risposta. Vabbè, giro 5 carte per vedere se in questa settimana o comunque nei prossimi giorni entrano questi soldi che stai aspettando. Katia, per favore Sibille, ditemi se arrivano i soldi che aspetta Katia in questa settimana. Grazie. Tu spera, prima o poi arriveranno in questa settimana. Sei molto speranzosa, Qualcuno. Oddio. Beh, insomma, sembrano quelli che siano lì. Non è che sono proprio male queste carte, No. non sembra un no. Appunto, anzi, fortuna in mia conversazione. Ma comunque vada, sarai contenta. Sì. Probabilmente... Magari devi aspettare qualche giorno in più, qualche ora in più, ma alla fine... oppure le propongono altro, ma sarà comunque contenta. No, Katia, non preoccuparti, alla fine... Allora, vediamo Carla. Vorrei sapere per un progetto lavorativo in corso. E cosa vuoi sapere? Come va questo progetto lavorativo? Va bene, è un po' troppo... È un po' troppo... generica, comunque, vedi enigmatica, un po'. No? Sì, qua non ci vogliono le sibille, la sfinge direttamente. Allora, sì, bene, non male. Allora, dammi la data di nascita di Katia, che è interessante. Carla, 27 marzo del 70. Allora, vediamo un po' la Carla. Carla, sembrerebbe che vada bene. Dovrebbe, insomma, coi tempi che corrono, bisogna sempre col distinguere, cioè non dovete pensare che domani se hai fatto un'attività vi scendono le Ferrari dal cielo, però diciamo che potrebbe funzionare. Vediamo cosa dicono le sibille per Carla e come andrà. Sibille, per favore diteci come andrà il progetto lavorativo di Carla, grazie. Stasera l'amica esce spesso, è una carta comunque favorevole perché va a dissipare eventuali negatività, porta armonia, oppure addirittura proprio il sostegno, l'ascolto di un'amica che può progettare e portare avanti questo progetto con te. Magari è questo proprio che vuole dire, il progetto lavorativo che hai in mente e comunque con una persona a te cara, con un'amica. Vediamo un po'. Ho fatto un botto, Non è stata invece facile in questo progetto all'inizio. C'è cuore, c'è molto cuore, c'è passione, però non hanno avuto tanto sostegno, molti ostacoli però nel guarda passato. Dopo come cambia. Allora, c'è una salita all'inizio e c'è una salita... Cioè c'è una salita, poi un piano orizzontale dove sembra che la cosa possa svilupparsi ed è in questo momento perché vediamo che praticamente c'è grande interesse, grande passione nei confronti di quello che vorresti fare con questo progetto, però ci sono lacrime, gelosia, disgrazia, dunque nel passato sono mancati i fondi o forse non avete avuto il sostegno, l'appoggio di qualcuno, le notizie che vi giungevano erano di ostacolo, magari ci sono state anche delle discussioni con il partner che hanno generato appunto da incomprensioni su come può sviluppare questo progetto, i soldi da investire, magari non volevano come dire compartecipare con una cifra così, insomma tante paure, tante resistenze che
che leggo nel passato. Al presente sembra che stia cambiando la cosa e che possa portare qualche frutto, perché c'è comunque la carta della costanza, che è una carta di riuscita, ma anche di determinazione, di proseguire, diciamo così, secondo il piano. Ci saranno ancora dei momenti, al presente li vedo ancora, momenti di tristezza, dubbio, però vengono presto dissipati. In effetti la collaborazione con una persona con cui hai in mente di portare avanti questo progetto sembra solida, la persona affidabile, e vi incontrerete sicuramente per definire, o comunque se non è la persona con cui vai a collaborare, ti vedo realizzare e comunque definire il progetto. Forse dovrai fare qualche incontro. Attenzione però che si svilupperanno degli ostacoli non programmati. Delle dinamiche importanti, difficili. Non programmati, ok? Che verranno, come dire, all'improvviso, o comunque ci sarà forse anche qualche atteggiamento ipocrita di qualcuno che potrà voltare le spalle magari all'ultimo momento. Comunque l'esito continua a parlarmi di ostacoli e di qualcuno che rema contro, e dunque per ora è difficile, cioè voi state procedendo, ok? Però non, cioè tu stai procedendo, io parlo di voi perché questa persona la vedo, l'ho vista al taglio, la vedo qui, però magari è una figlia, non lo so. Comunque questo progetto per un po' va avanti e sembra anche quasi quagliare, solo che il problema è che ci sono delle persone che remano contro. E segreti. Ci sono delle cose che non sono chiare, attenta, perché può esserci una qualche fregatura. Esatto, vedi che poi la fortuna è l'unica carta positiva, ma in mezzo è il militare alla morte, vuol dire che è proprio il contrario, sono rovesci di fortuna. Fai attenzione. Mi raccomando, guarda bene con 1000 occhi, non firmare niente se non ne sei più che sicura, e attenta, molto attenta. Allora, Carla, andiamo avanti. Concetta. Cioè, scusa, posso dire una cosa a Carla? La domanda era se l'attività si farà, giusto? Poi scendere con solo? Il progetto lavorativo è in corso. Io ho risposto meglio di così, non posso. Meglio di così, hai fatto benissimo. Perché non sapendo neanche che cos'è, con chi è. Cioè, io ti ho detto il progetto si farà, però, come dice lei, stai attenta, non firmare nulla. Attenta. Perché quelli che ti faranno firmare ti cercheranno di portare. Allora, Concetta, buonasera, volevo sapere se ci sarà un incontro con Alessandro. Allora, Concetta è del 4 maggio 69 e Alessandro 25 aprile 83. Vediamo, sì, no. Un po'. Concetta, Alessandro. Si incontreranno? Sì. È un bel sì anche, Bene, vediamo le sibille cosa ci dicono. Allora, chiediamo alle sibille se Concetta e Alessandro si incontreranno. Vediamo un po'. Grazie, sibille. Però attenta, l'incontro c'è, ma è un furbacchione. Attenta che questo è un po' un filibustiere. Attenta, questo qui è un... Beh, secondo me non è nemmeno da poco che ne progettate di vedervi, Sì, l'incontro ci sarà, però... Allora, senti... Attenda. Stata corta, Concetta. Non fu bacchione, l'incontro ci sarà, ma... Stai attenta, Concetta. Allora, qua secondo me già, diciamo, lo slancio è avvenuto già nel passato e poi si è bloccato per un motivo o per un altro, e lui si è anche mostrato come un gran signore, attenzione,
però vedo già che dispiacere militare, insomma, questo qui non è neanche un giorno che ti gira intorno e non sì. è, cioè ti ha già un pochettino disillusa nel passato, però sai, ti ha saputo tenere lì con un'attrazione, con un interesse sapiente, vedi c'è la fortuna comunque, dunque questa cosa è ancora lì. Vecchia signora, dunque l'incontro, la visita c'è, l'Imeneo c'è, il bambino c'è, attenzione c'è anche il ladro, e dunque ci sono tutti gli ingredienti per una storia segreta. Fuga, Sì, sono tutti gli ingredienti di una love story parallela a qualcos'altro. Qualcosa di top secret. Esatto, qualcuno che si intrufola e si insinua, vedi, e dunque guarda, Gelosia. gelosia, tormenti, questo amore tormentato, guarda, detto sinceramente, continuano i tormenti, l'abbattimento morale, non ci fare proprio nessuna forma di affidamento. E poi il finale è dalla storia. Il finale è... Da uccelli di rovo. Sì, ma... proprio... Ho esagerato? Forse. Allora, diciamo che poi si trasforma, cioè magari l'incontro c'è, vi vedete, scatta la scintilla della passione e poi comincia a sparire questa persona qua, a esserci e non esserci, come essere o non essere di Amleto, e poi finisce con l'essere tanti bei messaggi e niente più. Dunque, l'arrosto. No, l'arrosto lo fa alla prima, sì? la prima cottura la fa. La prima... La prima cottura la fa. Allora, il consiglio è lascia. State accorta, Concetta. Non ti fidare. Che è tremendo. Allora, Tina. Vado con la domanda. Ritorno ad abitare al mio appartamento 7 ottobre 63. Vediamo se Tina torna ad abitare nel suo appartamento. Sì. È un sì tremolante, ma sembra che la Tina torni a... Vediamo cosa dicono. Giro 5 carte per questa cosa. Va bene, intanto se torna oppure no nel suo appartamento. Vediamo. Sibille, per favore, dici se Tina torna ad abitare nel suo appartamento. Grazie. Dura, è cambiato tutto, però non so cosa, in che termini, vedi che è tormentata. Però, sì, dovrai però, secondo me, qua, allora, sospiri e che tu sei proprio che stai agognando di tornare a casa tua, ti manca, proprio ci pensi tanto, sei tormentata da questa cosa, però vedi che si apre una buona possibilità molto presto, però secondo me dovrai lottare, essere persistente, insistente tramite, non so se devi scrivere tramite qualche avvocato, qualcosa, comunque devi essere aggressiva. Ok? Fare si fa, però sì, deve essere molto determinata e aggressiva. La vedo che sospira, sì. Però guarda che si sta aprendo una parentesi positiva, approfittane. Sì, perché l'Imeneo, Sì. Andiamo avanti, dai. Facciamo l'ultimo perché ormai siamo già... Vediamo Eli, buonasera. Elena, 2 giugno 84 e Volodymyr. Che nome? 26 maggio 82. Vediamo se c'è rottura. Vuole sapere? Allora, c'è rottura fra Elena e Volodymyr? Sembrerebbe quasi sì. Guarda, quasi, È un sì tremolante, è un sì... Vediamo cosa dicono le sibille. Stasera dice quasi sempre sì, Pedrolina. Sì, ci sono le sere del no. Ma stasera è come l'onda verde del semaforo. A volte prendi tutti i rossi, a volte prendi tutti i verdi, dipende. E stasera è la sera del verde. Certo, una volta che li prendi uno, se hai velocità costante, tutti quelli che becchi dopo. Allora, vediamo un pochettino. Dunque, per Elena, vediamo se c'è rottura fra lei e Volodymyr. Grazie.
Allora, attenta a una cosa, non sono carte di per sé negative queste del taglio, però non mi parla di un sentimento profondo, ma di un qualcosa che è leggero. Dunque, o si è alleggerito nel tempo, oppure è già partito per essere un qualcosa non... Allora, diciamo che io non so chi dei due sia il gelosone o la gelosona, però ci C'è un sono delle grosse incomprensioni. c'è un gelosone, sembra mm, più lui, Ci sono delle grosse incomprensioni, o forse la gelosa è lei perché lui si fa molto aspettare, non lo so. Comunque effettivamente compare come artista e ladro, dunque io capisco che probabilmente tu abbia sospettato della sua lealtà nei tuoi confronti, oppure addirittura il contrario, nel senso che magari, però sai, se sei tu a chiedere, il dubbio ce l'hai tu su di lui, non penso che sia stata tu a tradirlo, però qui nel passato compare un fattore X, ok? Traduci questo Incognita. fattore. È un'incognita che si insinua in questo rapporto e per la quale comunque c'erano già delle preoccupazioni, delle C'erano gelosie, importanti, preoccupazioni importanti. perché probabilmente lei ha capito che arrivava qualcosina che non andava. Sì. Allora, attualmente le cose giuste, il nostro bravo Volodymyr si sta dando da fare, Sì, sì. perché sta cercando insomma, di dimostrare tutta la sua lealtà. C'è un nuovo accordo, no? Vedi che come se aveste cercato, o lui magari si è fatto una promessa, quella di, insomma, di riprovare, di fare, però allora non è che vedo proprio una chiusura adesso, però vedi che c'è qua il vedovo, dunque vedovo, donna maritata, gran signore, è come se questa situazione comunque vacillerà di nuovo nel prossimo periodo, cioè a dispetto di tutta la sua buona volontà del presente, però poi, sai, è un po' quello che Cioè, è. tu dici che adesso fai un fuoco d'artificio? Dico che adesso si sta impegnando lui. Non compare la carta del gatto della falsità, cioè dunque non è... lui si sta veramente impegnando, però ha avrà dei rimpianti e dunque, oppure addirittura considererà comunque i suoi sforzi inutili. Diciamo che è una carta che però assume una piega un po' più positiva visto quelle due successive, però avrà dei momenti di sconforto e comunque anche qua vedi che compaiono nuove occasioni per altri flirt, altri interessi di nuovo, capito? Nel futuro, perché c'è proprio l'omaggio di preziosi sono tutte le occasioni. La ruota del pavone è quando ci si mette in mostra o comunque c'è competizione. Qua c'è il ballo fra due contendenti, dunque io non è che mi sento di dirti che comunque ti farà fare sogni tranquilli questa persona, ok? Probabilmente adesso si comporta molto bene, ma poi la sua natura è quella che è. Ma sai India, che a proposito di sogni tranquilli stamattina ho parlato del circuito della melatonina? Ah, sì, sì, lo so, ero con te. Volevo ricordarti che se hai un circuito per la memoria, lo tiriamo fuori. Cosa c'hai? Esatto. Allora, vedi che adesso c'è la riunione e qualche, come dire, un tentativo di nuovo, perché riconosce in te una brava ragazza, però vedi il nemico, sospiri, comunque vedo un allontanamento, ma non vedo ancora nella mia stesa una rottura. Il pendolino ho già visto più in là, dunque probabilmente questa cosa prima o dopo capiterà, non però senza il tentativo che andate a fare di nuovo. Sì, un tentativo Di riconciliazione. c'è, però alla fine tutte queste energie porteranno... Mm, 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 mm.
cosa un po' così. Allora, noi abbiamo cianciato un po' all'inizio, però una mezz'ora di risposte l'abbiamo data. Perché una mezz'ora di risposte. Sì, Poi tutte giuste, Ah beh, sicuro, Il pendolino, Sicuro. no, a parte scherzi, abbiamo la possibilità il pendolino un 60%, così è attendibile, no? Certo, poi fatte così, senza né foto, i cognomi, mancano dei dettagli che noi durante il consulto privato abbiamo modo e tempo di fare, c'è l'intimità e la privacy giusta, dunque comunque se vi interessa approfondire privatamente potete contattarci. Costa 20 euro 45 minuti. 45-50 minuti, dunque diciamo che siamo a disposizione, previo appuntamento chiaramente. Allora, noi ci ritroviamo domani mattina per la diretta delle 10, che ormai è un appuntamento fisso. Abbiamo adesso il palinsesto, poi non sappiamo se questa settimana o la prossima, ma penso questa settimana si potrebbero già iniziare le live mattutine con le sigle trash del Marietta. Cioè prima facciamo l'appuntamento con il Garda per le previsioni del giorno, noi le guardiamo attraverso l'astrologia antica, una disciplina poco diffusa e che comunque è sempre affascinante e rispondente, comunque perché tiene d'occhio il moto della Luna attraverso le costellazioni di giorno in giorno, dunque è comunque qualcosa di affascinante, almeno per me, e lo è sicuro. E facciamo poi anche la piccola rubrica dei nati del giorno, dunque ogni giorno do delle indicazioni sia caratteriali ma anche di diciamo predestinazione in base alla data di nascita e alle costellazioni di quel dato giorno. Poi si parla di un po' di radionica, esatto. Poi baccate, perché capite, noi riceviamo tantissime domande in PVT, anche di gente che non si possono permettere ad esempio una consulenza, e quindi rispondiamo liberamente per dare dei consigli, dove potete trovare nel sito capitano.atelier.org dei circuiti che sono gratuiti e potete utilizzarli. No? Esatto. E quindi usiamo questa rubrica per dare dei consigli. Perché anche spiegare i circuiti o comunque esservi di sostegno fin dove ci è possibile, chiaramente. Bene, noi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di serata, ci troviamo dunque domani mattina alle 10. Alle 10 non mancate, noi ci staremo. Grazie. Buonanotte.